25 novembre. Questi uomini che ci odiano, fingendo di amarci, che ci odiano solo un po', quando parliamo dissonanti. Questi uomini che ci chiamano bella, principessa, amore, puttana, che ci fanno piangere dentro mostrando denti senza otturazioni. Questi uomini che ci raccontano che non viviamo abbastanza da sapere della durezza delle cose e dell'avanzo primario. Questi uomini che credono nei timbri dei notai, nei libri sacri, nel perdono. Questi uomini che non cambiano mai e che ci fanno morire, che vogliono il nostro sangue, il nostro silenzio. Questi uomini che nascondono il male, che sbavano e vociferano, non avranno il nostro sorriso, attraverso denti pieni di otturazioni. Avviso di morte. Chiedo il permesso di dire che sono morta, per comunicare ciò che nessuno vuole comunicare, la morte. Anche la morte di chi ancora vive, la morte di chi ancora lavora, la morte di chi ancora ogni tanto scrive una poesia o cucina con le mani delle nonne che cucinavano la stessa ricetta. Vengo ad informarti che sono morta, ma non è stato per te che scrivi di me. Voglio dire, non muoio perché ho bisogno di te. Muoio perché sono anche la donna sdraiata nel suo letto che viene violentata. Muoio perché sono la massaia stressata con i figli e con le bollette che arrivano senza fermarsi. Muoio. Sono morta perché il mio ex ragazzo non ha accettato la fine del fidanzamento e mi ha sparato in faccia. Sono morta perché mio padre ha detto che se mi fossi separata sarei stata condannata. Muoio perché sono donna. Muoio perché le donne muoiono e ogni giorno preferirebbero buttarsi fuori dalla finestra piuttosto che essere picchiate dal marito. Io muoio per loro. E io dico, nonostante l'avviso di morte, nella prossima poesia ti parlerò della vita che vivi, nonostante ciò.